La puntata di oggi, l'intervista che andremo ora a fare, porta proprio il titolo della tua prossima mostra, Il risveglio dei sogni, l'arte eclettica di Gino Tonello. Allora Gino, Il risveglio dei sogni è questa bellissima mostra d'arte che aprirà il 16 aprile, vero, Sì. 2011, fino al 15 maggio, quindi Yes. rimarrà esposta un mesetto. Ricordami dove? Allora sarà a Possagno. Meraviglioso, dove c'è la gipsoteca Nella del Canova, proprio no? nell'ala nuova della Gipsoteca del Canova. Ah, che splendida cosa. La mostra sarà presentata dal dottor Mario Guderzo, che è il Mhm. curatore della Gipsoteca dei Musei Canoviani. Mhm. Niente, è un percorso che è già iniziato comunque, perché parte di questa mostra è già stata vista praticamente a Palazzo Ferrofini a Venezia, 15-20 giorni fa, una mostra organizzata dalla Presidenza del Consiglio della Regione, per cui un assaggio l'abbiamo dato in quell'occasione con 7 grandi opere. Quindi esposta a Palazzo Ferrofini. A Palazzo Ferrofini, vero? sono stato il primo artista che è esposto che ha dato il via a un cammino nuovo anche per il palazzo, perché dopo di me ci saranno altri artisti che esporranno. Quindi hai fatto da apripista, Ho fatto no? da apripista. Beh, con una dimostrazione anche di sensibilità da parte delle istituzioni Certo, regionali, certo. no? Hanno dimostrato molta attenzione Molta alla tua attenzione, arte. sì, vero. Vero, Questo vero. è importante, perché anche la sinergia tra artisti e istituzioni, no? È comunque importante per gli artisti. Sì. Ci vogliono degli strumenti, dei fondamentale, canali direi, di ora come ora. comunicazione. Vero, lo Sì, confermi. sì. E invece questo percorso artistico che esporrai a Possagno, ricordiamo in provincia di Treviso, In provincia di Treviso, sì. è a prescindere, diciamo, dal Consiglio regionale o Sì, comunque sì, è a un'altra prescindere. cosa. In effetti la mostra a Palazzo Ferrofini è nata quasi un po' per caso praticamente, mentre quella a Possagno era la prima tappa importante per questo nuovo cammino che è il risveglio dei sogni. Niente, sarà anche l'occasione per presentare un nuovo libro d'arte, non lo voglio definire catalogo perché sarebbe un po' riduttivo. Niente, è un lavoro di circa 2 anni. Sono 30 opere, vero? Sono Anche di grandi una trentina di dimensioni. opere, fra cui vabbè, 3-4 sono già state viste, perché questo percorso incomincia da un quadro che si intitola Life, che era anche uno Vita spettacolo, in inglese, esatto, giusto, che perché non mastica l'inglese. che è stato praticamente la quinta di uno spettacolo teatrale che ho scritto e che abbiamo dato già 2 volte, che dovremo portare a Roma a settembre. Ed è il punto di inizio, per cui nella vita ci sono delle cose molto importanti e sono raffigurate in questo quadro. Ne mancava una, che è poi la continuazione, che è il sogno. Beh, il sogno è un po' il leitmotiv, diciamo il filo conduttore di tutta la tua poetica artistica, Ora sì, no? ora sì. Ti stai concentrando proprio su questo tema importante, da Sì. cui insomma vediamo anche il titolo della mostra, Il risveglio dei sogni, no? Quindi un po' anche... È anche un po' una provocazione. Perché, Gino? Perché bisogna svegliarsi, cioè c'è un periodo in cui è tutto molto assopito. Anche questo periodo storico, Sì, forse, ma in parlo cui del c'è un po' periodo di storico, in pessimismo, tutti, un po'. esatto, c'è I poca sogni fiducia vengono messi nel cassetto, vero? Esatto, i sogni si cerca di realizzare sempre un qualcosa ultimamente, che è il potere, il denaro, l'affermazione, però ci dimentichiamo di sognare, cioè di godere delle piccole cose o anche dei grandi progetti, però li accantoniamo sempre a far fronte di qualche bisogno, Certo. perché il bisogno è diverso dal sogno. No, il sogno spesso, usando un gergo anche filosofico, prima abbiamo avuto e visto il grande Certo. filosofo, scrittore, Aspetta, avvocato vieni dopo di lui. Giorgio Tosi. No, non sei assolutamente da meno, perché un artista merita davvero grande stima e considerazione. Però stavo dicendo questo, il sogno viene spesso considerato qualcosa di futile, tra virgolette, in concetto filosofico, rispetto a qualcosa di utile come può essere il mero bisogno, non so, il Ma non mangiare le cose. credo, perché mi sto anche documentando un po' sul sogno, visto che è giusto non andare a caso. Il sogno è una parte importantissima di noi, perché secondo Jung noi durante il sogno elaboriamo quello che durante il giorno non siamo riusciti ad elaborare. Quindi proprio il sogno intendi come meccanismo Esatto, cerebrale anche, onirico. esatto, per cui non si può accantonare il sogno, dobbiamo anzi dare molta importanza a quello che è il sogno. Sì,
questo è sacrosanto, ma come dicevi tu prima, in nome del dio denaro, in nome del lavoro, in nome della fatica, successo, quello che è, spesso vengono appunto accantonati questi sogni perché considerati meno utili per tirare a campare. Esatto. E invece la tua provocazione è questa, no? Non accantoniamo il sogno, Esatto, il anzi, sogno ci può portare a vivere anche meglio, insomma, verissimo. senza citare Marzullo, i sogni Sì, no, vero. per carità, anche se mi è molto simpatico. E quindi il tuo è un messaggio molto importante che cerchi di mettere poi su tela, no? Esatto. Ecco, attraverso un'arte astratta, concettuale, come Sì. sei adesso tu come artista? Guarda, sto usando molto la simbologia, il simbolo, sto andando sempre più verso il materico concettuale, tecnicamente parlando, però con degli inserimenti che mi stanno diversificando un po' da altri artisti, che è proprio questo inserimento dei simboli. E questo è partito, posso raccontare un aneddoto piccolino per spiegare un po' la tecnica. Allora, un po' di anni fa, 6-7 anni fa, ho conosciuto una signora di una certa età che aveva problemi di vista. E lei mi ha detto una cosa che mi è rimasta impressa, del tipo: quando conosci qualcuno lo dovresti conoscere ad occhi chiusi. Per conoscere veramente la persona, paradossalmente, le persone non sono mai quelle che appaiono, o molto difficilmente sono quelle che appaiono. Per cui se tu riesci a conoscere qualcuno con gli occhi chiusi, hai la versione, togli tutta una serie di cose. Diciamo. Benissimo, è l'essenza della persona. Questo concetto ho cercato di metterlo nella tela. Okay? Per cui noi siamo così perché siamo illuminati dalla luce. Se fossimo a buio saremmo altre cose. La mia pittura parte da un fondo nero. Okay. Ecco, possiamo chiedere alla regia di mandare in onda delle immagini, perché sono anche tra l'altro esteticamente molto belle, che aiutano a comprendere quello che ci stai descrivendo a parole. Allora, questa per esempio... Allora, questa è Life, questa è un'opera di 5 metri per 2, molto grande, che è praticamente un riassunto delle varie fasi della vita. La parte centrale è il periodo più, diciamo, quello di 20 anni, okay? Quello più spensierato, più bello. Ma neanche la giovinezza, perché la giovinezza è la parte sotto, c'è l'adolescenza, diciamo quello in cui abbiamo la consapevolezza del nostro corpo. E c'è una donna sdraiata su una chaise praticamente. Sì, la vediamo in rosso. Esatto. Poi sulla destra ci sono le varie etnie, per cui ci sono i cinesi nella parte sotto, gli africani nella parte sopra. Quindi un messaggio anche multiculturale. Molto multiculturale. Insomma, la vita è un calderone di tutto. Bravo, stavo dicendo. Fino ad arrivare alla vecchiaia. Non è contemplata la morte, perché la morte non la contemplo. La escludi. La escludo, è un passaggio se per di cui sogni si parla, insomma... La morte è un tributo che dobbiamo dare, però in questo momento non la voglio considerare. Per cui questo è un po' tutto, ed l'ho usato come quinta, veniva scoperta nel momento della nascita, in questo spettacolo che ho scritto, e si scopriva la vita praticamente. La nascita è un momento di... la nascita, per cui l'inizio di un qualcosa. Della grande avventura. Della grande avventura. Allora, in contesto di questo spettacolo veniva scoperto questo quadro, si scopriva praticamente questa botta di colore, se mi permetti un po' il termine. Sì, infatti, stavo dicendo grandissima vivacità di colori. Sì. Ecco, intanto prima di proseguire mostrando anche altre foto, altri quadri, voglio ricordare, no, che questa ispirazione, fuoco sacro per la pittura l'hai avuto, mi confermi, fin da ragazzino, però ti è esplosa appunto a 20 anni poi. Sì. Ecco, mi sto avvalendo di questo bellissimo, è un catalogo, no, in qualche modo, che mi hai portato da Gino a Tonello, i mutamenti dell'anima. Ecco, qui ci sono delle immagini stupende, non so se questo catalogo sia reperibile da qualche parte. Beh, ce li ho io, si trova anche su ecco, internet. diciamo che hai anche un sito internet, sì. www.ginotonello.it, quindi chi vuole curiosare e conoscerti meglio può collegarsi al sito. Ecco, leggo, per rendere conto un po' anche in sintesi della tua personalità e dei tuoi inizi. Credo succeda a tutti ad un certo momento dell'esistenza di vivere una situazione, un avvenimento, un'emozione che ti fa capire qual è la tua strada. A me è capitato leggendo un manifesto regalatomi da amici che diceva: sogna quello che osi sognare, va dove vuoi andare, sii quello che vuoi essere, vivi. Avevo 20 anni, tanta energia, tanti sogni, grandi progetti ed una certezza: dipingere. Ecco, mi piaceva leggerlo perché è molto molto bello e poi fa capire da subito questo tuo incontro folgorante col tema dei sogni, vero Gino?
Sì, già da allora, Già insomma. da allora, no? Eri, Sì, sono eri sempre stato un grande sognatore. sognatore. Però vedi che poi li concretizzi. Ricordiamo Sì, che sei di San Giorgio in di San Bosco, Giorgio in vero? Bosco, sì. Mi sta cadendo tutto. Qui raccogliamolo. E quindi San Giorgio in Bosco, un paesino dell'Alta Padovana, Sì, no? Quindi in provincia di sì, Padova. vicino a Cittadella. Vicino a Cittadella, esatto, dove tra l'altro sono stata ieri per le mie vicende di lavoro. E, ricordami un po' come hai cominciato. Allora, tu hai preso coscienza di questa tua grande passione, no? Non è Mm. facile però poi passare dalla presa di coscienza, dalla consapevolezza alla espressione di un talento. Non tutti hanno questo talento poi. Diciamo che no, non è così difficile il passaggio difficile è nel momento in cui vuoi farti conoscere. Sì, ecco, anche veicolare la tua identità Esatto, veicolare, artistica. perché ognuno di noi che ha questo, chiamiamolo talento, questa dote, questa passione, la coltiva a prescindere. Ok? Nel momento in cui senti il bisogno di far vedere quello che fai e di misurarti con il mondo esterno, lì incominciano i problemi. Cioè tu non hai fatto comunque scuole Io ho d'arte, fatto la scuola d'arte, ho fatto grafica pubblicitaria. Ah, infatti guarda, forse da questa tua opera si capisce benissimo il tratto del grafico pubblicitario. Sì, un po' sì, insomma, questo è il prigioniero dei miei sogni. È molto Eh, particolare. fa parte di una delle opere che porterò nella prossima mostra, per cui mi sono evoluto dalla figura, passando per vari stadi, sono arrivato a questo, che ecco, qua parlo proprio di concetto, perché è un unico spago annodato in più maniere, che però se colto nel punto giusto si scioglie il tutto. Ah, quindi si Si snoda, snoda il tutto, diciamo. perché ho scritto un aforisma in cui dico che è abbinato a questo quadro che la vita è come uno spago, si formano nodi, c'è un po' di La tutto, no? matassa. La matassa, però solo nei sogni risciogliamo tutti i nodi. Sì, la realtà spesso è un po' più... Nella realtà no, non succede quasi mai, però No. nel sogno sì, nel sogno siamo Quello è uno liberi, non spazio abbiamo nostro dove possiamo davvero permetterci di dare i lieti fine, gli happy end, tutto. la realizzazione esatto di obiettivi, no? Obiettivi, ecco, mi è venuto in mente questo termine, no, legato al sogno, perché tra i tuoi obiettivi che mi stavi raccontando prima fuori onda c'è anche quello di partecipare alla Biennale di Venezia. Sì, spero Più di di- un sogno per te, hai detto no, non è un sogno, è un obiettivo. Lo voglio mettere come obiettivo, perché come ti dicevo, non sempre i sogni si realizzano. Infatti. Esatto, invece avere un obiettivo ti sprona a perseguire un progetto e portarlo avanti. Con determinazione. Allora, professionalmente per un artista la Biennale rappresenta sicuramente un traguardo. Eh, io, insomma, Perché non perché non sognare? sognare? Però Insomma, un sognare in modo ingegnoso, cioè proprio dandosi certo. da fare, ecco, vediamo un'altra Ecco, opera, questa è un'opera a cui tengo sì, moltissimo, che è sempre di simbolismo esatto, che è concettuale. il risveglio. Questo è il momento del risveglio. Beh, va interpretata Sì, va sicuramente, sicuramente no? interpretata, però anche perché Spiegami magari adesso. in video non si percepiscono certe cose. È una tela tagliata e ricucita, quindi sono Ah, proprio cuciture. Viene in questo taglio, però resta imbrigliato un frammento in questo caso è un tessuto poi plastificato, resta imbrigliato. Quello è il sogno. Noi quando ci svegliamo a mattina ci resta sempre un frammento, un qualcosa dell'ultimo attimo di quello che stavamo sognando. nella No? fase REM. Nella fase REM. E in quel momento quello è quello che resta lì, che è nitido nella nostra memoria ed è molto importante. E quindi Perché tu rappresenti simbolicamente questo quel momento momento della del fase risveglio. REM. Ho capito, ma che materiali usi? Perché è importante per te anche la ricerca sui Allora, come ti dicevo materiali, no? prima, parto sempre da fondali molto scuri, sono tutte stratificazioni di colore, per cui avvicinandosi al quadro c'è una percezione diversa di quello che hai guardandolo, che ne so, a un paio di metri di distanza, perché la superficie è molto chiara, però si va a indagare in questi solchi profondi e Beh, questo è un po' un tuo tratto distintivo perché vedo che sì, lo riproponi anche in quest'altra sì, sì, in opera. tutti i miei Sembrano quadri dei ci sono. frammenti di labirinto, Sono vero? labirinti, Ah, ecco. sono tutti labirinti, ci sono labirinti aperti e labirinti chiusi. Questo è l'alba dell'artista o difficile uscirne, l'altro titolo, proprio per questo fatto dei labirinti. Ci sono delle condizioni mentali che ci facciamo noi fondamentalmente o ci vengono imposte dalla società in cui difficilmente ne usciamo da soli. Abbiamo sempre bisogno di sognare qualcosa o dell'aiuto di qualcuno per riuscire a uscire da questi labirinti e sono diventati un po' il mio marchio di fabbrica. Ecco, in qualche modo contraddistinguono la tua stessa arte, cioè ti Sì. rendono riconoscibile, no? Sì, Perché è sì, importante sì. che un artista si renda Volevo riconoscibile. sottolineare una cosa,
la pittura materica io non ho inventato nulla, sto solo interpretando qualcosa. La pittura materica negli anni 60-70, in quel tipo di pittura è importante il gesto, ok? Non quello che rappresentavi. Io ho fatto il discorso contrario, voglio controllare la materia. Cioè perché noi razionalmente diventiamo responsabili di quello dell'azione. Certo. Per cui il gesto diventa fondamentale. Il controllo del gesto vuol dire il controllo del pensiero. Allora, nei sogni questo non lo possiamo fare, che è la nostra via di fuga, diciamo, no? Però nella vita dobbiamo riuscire ad unire pensiero, capacità e intelletto in un'unica cosa. Quindi un richiamo anche alla responsabilità Certo. delle nostre E azioni. anche un ritorno alla pittura, quella seria, insomma, non più casualità e basta, però casualità cosa va bene se è un intendi cammino. per pittura seria? Cioè pittura dove c'è uno studio, c'è un impegno, Esatto. rispetto a chi magari si improvvisa un po', Esatto, il pittore della domenica, diciamo. Guarda, io sono un grande amante di tutte le avanguardie, però ho visto che gran parte dei maestri, quelli storici, non gran parte, tutti i maestri storici vengono da una grande cultura anche pittorica, hanno alle spalle una grande esperienza. Lo stesso Picasso diceva che tutti i bambini sono dei geni, e quando qualcuno gli ha detto ma maestro questo lo so fare anch'io, lui gli ha risposto sì è vero, questo lo fa anche un bambino, però io a 16 anni dipingevo come Raffaello, ci ho messo 60 anni per dipingere come un bambino. Bravo, infatti chi ha detto questo lo so fare anch'io forse non ha visto gli straordinari che mi hanno lasciata abbacinata disegni di Picasso che sono adolescente. Io ho avuto la fortuna di vederli a Barcellona, appunto Anch'io. nel museo, anche se è stato anche tu a Sì, Barcellona, e denuncio anch'io la mia ignoranza perché se uno non vede non crede, chi non sa cosa faceva prima il giovane Picasso non può capire lo Esatto. studio incredibile, la ricerca di una originalità, perché è lì la grandezza dell'artista. Guarda, premesso tutto questo, ci deve essere un cammino. Poi se uno arriva a tagliare la tela, se lo stesso Pollock, che è il massimo esponente del dripping, però dipingevano veramente in maniera meravigliosa, per cui prima di tutto una grande capacità, poi hanno seguito un loro percorso e li ha portati a fare quello che hanno fatto, va benissimo. Odio le persone che si improvvisano, quello... Sì, devo dire che anche a me non mi fanno molta simpatia, no? Questi pseudotalenti a volte improvvisati. Alcune persone mi hanno detto che è un atteggiamento vecchio, superato, perché l'arte del resto deve essere emozione. Vero, però c'è anche un rigore nell'arte, ci sono delle regole anche nella causalità di armonia e bisogna conoscerle. No, e poi comunque va apprezzato anche l'impegno, la capacità davvero di crearsi un percorso artistico nel tempo, Certo, certo. Rende conto anche della passione vera. Ecco, Certo. Queste sembrano fotografie, sono questo straordinarie. Che tecnica è? Questo sono smalti su vetro. Ecco perché c'è questa luminosità anche. È una cosa molto, molto particolare, insomma, hanno detto che sono uno dei pochi che faceva, perché le ha un po' abbandonate, diciamo. Sono un po' i lavori precedenti. Sono dei lavori precedenti, li prendo in mano quando ho bisogno di scaricare tensione, perché sono molto piccoli, stiamo parlando di un formato cartolina, per cui si lavora quasi con la lente di ingrandimento per avere l'effetto iperrealista, diciamo. Ma in qualche modo per te sono una fonte anche di eliminazione dello stress? Sì, sì, sì. Perché Un antistress. Un antistress, da come dicevi adesso, quando ho bisogno hai detto di non pensare o di fare. Sì, a parte che è il mio modo di esprimermi, per cui comunque sono stupendi, guarda che belli. Per cui entro, cioè mi chiudo nel mio mondo, il mio studio è il mio mondo, è una zona off limits per tutti. Guai a chi ti disturba. Entrano, escono, però io sono un po' fuori dal mondo. La musica è la mia compagna in quei momenti. Quindi tu dipingi ascoltando la musica? Sì, che musica ascolti, per esempio? Dalla classica alla... Di tutto, penso che la musica sia tutta bella, dipende solo dal momento in cui l'ascolti. Per cui ho un programmino che mi collega con tutte le radio del mondo e con tutte le tipologie di musica. Allora sei proprio avanti. E in base alla giornata che ho vado dalla musica caraibica a quella giapponese a quella classica, al rock, al heavy metal. Un pensiero anche al Giappone per quello che sta vivendo, esatto. questo incubo terribile, apocalittico. Proprio. Ecco, questi sono lavori più recenti? No, questi fanno sempre parte, sono lavori che hanno ormai una decina d'anni. Ma li hai esposti in mostre? Sì, questi li ho già esposti, ho fatto una mostra in una villa veneta a Venezia praticamente,
ci sarebbe un progetto nell'area di rifarlo di nuovo, probabilmente in uno dei palazzi storici a Venezia l'anno prossimo con patrocinio della regione, in cui vorrei esporre solo vetri, poi Venezia per il vetro è È la patria patria. anche del vetro d'arte, Questa è sicuramente. un'altra opera invece a cui tengo molto, che è In caso di arte, è un po' una provocazione. Sì, tu ami le provocazioni, Sì, sì, fanno parte, insieme al sogno e la provocazione, sì, sono un che po' le insomma, componenti. nel sogno, ti ho detto, non abbiamo regole, tutti quanti, anche se difficilmente ammettiamo quello che sogniamo, facciamo di tutto nei sogni. Nell'arte si può fare, Certo, insomma. l'immaginazione è il massimo esempio di libertà proprio Esatto. per il cervello umano, per l'animo umano, e anche il sogno, no? Insomma, concretizza benissimo poi in questa capacità dell'uomo di immaginare. Ecco, stiamo continuando a vedere delle opere, queste più Sì. recenti, perché vedo ormai, sto imparando a conoscerti, vedo il tratto del labirinto Sì, e queste così le ho presentate a distintivo. Firenze 2 anni fa, che sono state, ecco, questo si intitola Labirinti, è proprio stato il primo labirinto chiuso, che rappresenta poi i condizionamenti, per cui da una parte c'è l'albero che rappresenta l'uomo, l'albero, per cui nella sua unicità, e dall'altra parte c'è il labirinto, quello tecnico, chiuso, un bello... E non hai fatto un minotauro da qualche No. parte? No, perché era un po' scontatello, dai, diciamo. Queste invece bellissime immagini Queste femminili. sono mogli e cognate, che sfrutto amici, Hai parenti. fatto proprio come le Sì, usate sì, come modelle? uso praticamente sempre, sfrutto gli amici, la famiglia. E infatti ho visto che tra i ringraziamenti davvero ci hai Sì. messo tutte le persone che ti hanno sopportato, anche aiutato, che hanno creduto in te. Sì. Insomma, Sì, ho lavorato una volta soltanto con modelli e modelle, però il più delle volte non hanno anima. E preferisco persone con cui ho un rapporto più diretto, certo, più affettivo, sincero, mi stimolano affettivo molto di proprio. più. Ecco, qui vediamo, c'è un po' un omaggio anche al cubismo di Sicuramente Picasso, vero? al cubismo, un grandissimo omaggio a Chagall che adoro anche come Grandissimo, colorismo. ecco, Marc Chagall, l'ho visto. Diciamo che non si può ignorare un trascorso artistico, cioè la storia dell'arte. La storia dell'arte fa parte di noi, per cui anche volendo cadiamo in qualcosa di già visto o in qualcosa in cui si riconosce qualcuno. Però l'importante è reinterpretare in maniera molto personale. Certo, quindi un omaggio anche alla cultura, no? Ma Alla formazione sicuramente artistica dei bisogna, grandi. cioè noi siamo quelli che siamo perché abbiamo avuto uno storico alle spalle, insomma, se non ci fosse stata la Bisogna storia, attingere, no? Il bisogna passato sicuramente, insegna, la storia certo, insegna e sempre. anche la storia dell'arte. Madonna. Insomma, quindi un tributo davvero anche ai grandi. L'arte non è altro che un riassunto di un'epoca di solito. Allora, per chi volesse, lo ricordo perché siamo in chiusura, conoscerti meglio e vedere queste straordinarie opere, ma poi anche di nuove, di inedite che Sì, qui sì. non erano appunto riportate, una trentina di dimensioni molto grandi, Certo. invitiamo appunto i nostri amici, gli appassionati d'arte a venirti a trovare dal 16 aprile al 15 maggio a Certo. Possagno, Il Vernissimo. nell'ala della Gipsoteca, Sì, vero? ti interrompo solo un Sì? attimo per dirti perché il 16 aprile l'apertura è alle 18:30 Ecco, allora diciamo. di sera, ecco perché magari la mattina è chiuso. E tu sarai lì ovviamente a Chiaro, inaugurare, sì, sì. Dopo magari non ci stai tutti i giorni, No, ci sarò però chi vuole spesso, insomma. conoscerti, contattarti, c'è il tuo sito internet www.ginotonello.it. Allora Gino, io ti ringrazio, davvero Grazie mi a ha te. fatto piacere ospitare un artista a tutto tondo e ti faccio un grande in bocca al lupo Crepi. per la mostra di Possagno, ma poi soprattutto per il tuo grande obiettivo, la Biennale di Venezia. Grazie.